L'obiettivo anche quest'anno è quello di riunire più di 1000 runner per correre insieme per raccogliere fondi per l'Hospice Pediatrico di Padova e del Veneto durante le stracittadine in programma domenica 21 aprile in occasione della Padova Marathon. Sotto l'insegna Fiato e Cuore si riuniscono decine di associazioni che si occupano di cure palliative pediatriche per lanciare l'appello a continuare a raccogliere fondi per ampliare la struttura dell'Hospice che cura bambini di tutto il Veneto e che arrivano anche da fuori regione. E quest'anno ci riproviamo non solo per il successo ottenuto l'anno scorso, ma perché riteniamo che sia necessario richiamare ancora una volta l'attenzione della città, del territorio e di tutte quelle associazioni che pullulano il nostro bacino, della rilevanza di questa partita nella quale siamo impegnati, la partita della costruzione di un nuovo hospice pediatrico per il Veneto. Nuove stanze per i piccoli pazienti e il sostegno alle loro famiglie per assicurare a tutti la miglior vita possibile anche se segnata dalla malattia. Il crowdfunding iniziato qualche anno fa procede ma serve ancora tanta solidarietà. Rivolgiamo un appello a tutti e a tutte perché possano contribuire, perché diffondano il messaggio tra gli amici, parenti, conoscenti, in famiglia, proprio perché questa è una partita che deve vedere tutta la città. L'aspetto istituzionale, l'aspetto imprenditoriale, l'aspetto sociale che collabora per raggiungere un risultato importante. Per acquistare il pettorale donando il contributo a sostegno dell'hospice pediatrico basta andare sul sito della ONLUS La miglior vita possibile.